Dirigenza del Consorzio Piave sotto attacco dalle opposizioni in regione. Oggetto delle forti critiche è l'aver mancato l'opportunità dei fondi del PNRR. Questo consorzio in particolare non ha portato a casa un solo euro dei fondi del PNRR, quando altri consorzi hanno avuto questi fondi che sono serviti a fare tutte quelle opere di manutenzione e anche di trattenuta dell'acqua importantissimi per evitare che i cittadini non si trovino con le case allagate a ogni bomba d'acqua che arriva. E adesso con i cambiamenti climatici questa è una cosa molto frequente. Poi, sempre perché i cittadini non si ritrovino d'estate con l'impossibilità di regare i propri orti e i propri giardini. Consorzi che fanno capo alla regione, da qui la domanda spontanea. Ma in regione c'è lei? Come mai non avete fatto nulla? Noi di opposizione, soprattutto ad ogni bilancio, presentiamo emendamenti al bilancio, al DEFR, proprio perché la regione si impegni. Invece purtroppo questi assessori che abbiamo in regione, in particolare l'assessore Canera all'agricoltura e l'assessore all'ambiente Bottacin, su questo fronte hanno fatto pochissimo. Il risultato del consorzio Bonifica Piave, dove praticamente in 5 anni è stato fatto poco o nulla, e quelle attività che si stanno facendo per le irrigazioni in particolare sono tutte bloccate, è la dimostrazione che non c'è la sufficiente attenzione a questi fenomeni importantissimi. Per questo a Treviso l'appoggio andrà alla lista Acqua di Marca, alternativa a quella di Coldiretti, e all'altra che vede insieme CIA e Confagricoltura. Ma l'impegno maggiore è già quello di portare i cittadini al voto, considerando che dei quasi 250.000 trevigiani e veneziani aventi diritto nel 2019, solo poco più dell'1% si è presentato alle urne. Ed è importante quindi che i cittadini, soprattutto quelli che hanno le case, che pagano i contributi per il drenaggio delle acque, vadano a votare. Anche il mondo ambientalista si sta mobilitando per la terza lista, come Legambiente, che chiede con forza alla Regione di creare un tavolo di trattative con i cavatori per la trasformazione dei siti dismessi in bacini di laminazione. I cavatori possono finalmente fermarsi dallo scavare nel Piave e gestire queste presenze che abbiamo nel territorio, purtroppo, perché dalle cave, assolutamente attraverso l'acquifero indifferenziato, si arriva in falda. La falda dalla freatica si passa all'artesiana e quindi abbiamo la possibilità di avere acqua addirittura potabile.